Ben ritrovati, siamo davvero al rush finale di Piazza e Palazzo, questa trasmissione dedicata ai candidati al Consiglio regionale. Come sapete si voterà domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23. La nostra idea è quella di farvi conoscere le idee, i confronti, perché la sfida di tutte le coalizioni in campo è quella di dare una svolta a questa regione, la regione con 1000 potenzialità e tantissimi problemi, dove si blocca il meccanismo perché le potenzialità, le risorse non riescono a diventare ricchezza per questa regione. Bene, cercheremo di scoprirlo e soprattutto di comprendere quali sono le idee per il cambiamento e per appunto la svolta positiva di questa terra. Lo faremo con degli ospiti in studio. Grazie per essere con noi a Giuditta De Santis, lei è nella lista di Fratelli d'Italia, lo ricordo, Iole Santelli presidente. Grazie per essere con noi a Raffaele Grasso, lui è inserito nella lista Tesoro di Calabria, Carlo Tanzi presidente. Grazie per essere con noi a Vincenzo Tamburi, la lista E io resto in Calabria, presidente Pippo Callipo. Cominciamo con uno dei settori su cui si dibatte molto, uno dei settori in cui i problemi sono atavici e forse incancreniti negli ultimi mesi, ossia la sanità, i viaggi della speranza. Lo ribadiamo sempre, 300 milioni di euro spesi per curarsi altrove, quindi perduti per la nostra regione, sempre meno medici e infermieri nelle corsie, che si traduce poi in un livello essenziale di assistenza, quindi in dei LEA fortemente a rischio. La nostra regione, come sapete, è commissariata. Cominciamo da qui, cominciamo per cavalleria con Giuditta De Santis, visto che è l'unica donna presente, una delle pochissime donne presenti nelle liste per il 26 gennaio. Allora, cosa fare per cambiare questa sanità? Guarda, io non sono nel mondo sanitario, però in qualità di utente della sanità penso che c'è un disservizio terribile e che comunque il fatto che noi siamo commissariati da tanto ormai non aiuta certamente la sanità calabrese. Tutti i viaggi della speranza che ogni calabrese fa sono viaggi veramente che intanto tolgono il PIL alla nostra terra, perché noi il nostro denaro lo portiamo fuori dalla Calabria, quindi dovremmo veramente trovare una soluzione per poter arrivare a raggiungere un obiettivo che è la buona sanità che c'è in tante altre regioni della Calabria. Certo, e questo è l'auspicio. Il decreto Calabria, lo chiedo anche al dottore Raffaele Grasso, è riuscita a dare risposte oppure ha bloccato di più il meccanismo? E ancora, Raffaele Grasso, si può amministrare la sanità come è stato fatto negli ultimi anni in modo ragionieristico? Intanto buongiorno, io vorrei un po' raccontare la mia storia. Io sono un primario che è andato in pensione da un mese e quindi ho vissuto per 40 anni le difficoltà della sanità in prima linea. Quindi conosco i problemi degli utenti, ma conosco anche i problemi dei medici e degli infermieri. Non ho mai fatto politica, è la mia prima volta in assoluto e naturalmente ho avuto le mie idee politiche, però non mi sono mai, diciamo così, attivamente messo in politica. Adesso perché lo faccio? Lo faccio perché intanto sono libero di poterlo fare, in quanto il lavoro del medico è incompatibile, ritengo io, con quello là di politico. Ma lo faccio perché ho trovato anche nella lista Tanzi e in Tanzi, secondo me,
il motivo che mi ha spinto ad entrare in politica. Per 40 anni io vorrei che facessimo l'analisi, perché se no parliamo di sanità, allora diciamocela tutta, per 40 anni la sanità in Calabria è andata sempre peggiorando. Certamente la colpa non è di quelli di Roma o di quelli di Bruxelles o di Trump, come dico io così per un po' enfatizzare. La colpa è nostra, è calabrese, è tutta calabrese ed è colpa di chi ha gestito naturalmente la sanità. Senza voler attribuire personalmente, ma la destra e la sinistra l'hanno gestita loro la sanità e quindi ci hanno portato in queste condizioni. Adesso io ritengo che Tanzi, persona nuova, conosco personalmente e per questo mi sono convinto, è una persona concreta che sa fare analisi del problema e quindi avviare a soluzione, fatta la diagnosi poi trova la soluzione. E allora io per questi motivi sono entrato in politica per Quindi cercare... lei dice sostanzialmente fuori la politica dagli ospedali, dalla sanità, è questa? Ma non c'è dubbio, sicuramente non sono il primo a dirlo, ma non c'è dubbio che è così, non c'è dubbio. Si può fare perché insomma nel tempo non è stato così, quindi questa cosa si può fare. Ma io adesso non vorrei neanche così esagerare, nel senso che la politica certo è importante, ma la politica cosa deve fare? La politica deve dare l'indirizzo. Dice, beh, allora io in Calabria voglio, se vuole poi facciamo l'analisi dettagliata, in Calabria voglio fare 20 ospedali, va bene. Dopodiché questi 20 ospedali li devono fare, deve chiamare i tecnici e i tecnici sono gli ingegneri per costruire l'ospedale e i medici per farlo funzionare. Quindi i ruoli devono essere separati, mi pare di capire. Sì. Vincenzo Tampuri, concorda? Invece voi avete una visione completamente diversa sia dei problemi che delle possibili soluzioni, perché nel ginepraio della sanità è anche difficile, no? Poi individuare e riuscire a dare una soluzione che risolva tutto. Oggi credo che la migliore cura in Calabria sia non ammalarsi ed è questo il vero dramma che dico anche al dottore che fino a poco tempo fa era nelle strutture sanitarie. È chiaro che il problema sanitario lo conosciamo tutti, dobbiamo trovare le soluzioni, perché dire semplicemente che non funziona e che qui in Calabria c'è questa esposizione verso l'esterno non ha molto senso. La politica deve trovare le soluzioni, deve trovare delle risposte ai cittadini, perché guardate, la salute tocca tutti, ecco, è l'unica cosa che non possiamo in qualche modo prevedere, quindi tocca il politico come il cittadino normale. E allora qual è la vera soluzione? In questo credo che sia il Presidente Pippo Calipo a poter esprimere la migliore visione sanitaria e imprenditoriale in Calabria. Ricordiamo che Pippo Calipo ha creato in Calabria lavoro, ha creato un'azienda che spazia dal turismo ai prodotti tipici fino allo sport e credo che in questa visione imprenditoriale anche sulla sanità si possa fare qualcosa. Io ritengo che bisogna prima di tutto eliminare una visione ospedalicentrica del cittadino, nel senso dobbiamo cercare di evitare il più possibile di portare i cittadini direttamente in ospedale, quindi rafforzare la rete prima dell'ospedale, quindi i medici di base, le professionalità dei medici di base, fare una sanità anche più diffusa sui territori, perché se evitiamo quindi di andare ad accalcare sul pronto soccorso, quindi di vedere solo nell'ospedale la risposta della sanità, avremo fallito. E poi permettetemi di dire, sì, la politica ha messo mano negli ospedali sicuramente, ma sicuramente anche i medici non hanno favorito, perché è impensabile pensare oggi che si va da un medico e semmai nella struttura pubblica non riesci a riceverlo e poi nella struttura privata sì. Quindi un esame di coscienza anche da quella parte di elettorato, perché i cittadini su questo non possono attendere e non possiamo più vedere quelle visioni verso l'esterno, quindi non solo per il lavoro ma anche per la sanità. Giuditta De Santis vuole replicare? Ma io in qualità di candidata del centrodestra penso che abbiamo anche una visione abbastanza concreta di quella che dovrebbe essere la sanità in Calabria. È giusto, tutti quanti parliamo che la politica non deve entrare nella sanità, ma mi sembra una cosa così ovvia che voglio dire, non è che ci vuole un arco di scienza per capirlo questo, però è anche vero che tante strutture che vengono chiuse non è colpa né
forse della politica, né forse neanche colpa dei sanitari o degli infermieri che fanno parte della struttura sanitaria, ma come ho già detto prima, è essere commissariati che non ha aiutato a far sì che la nostra sanità potesse crescere in una maniera sana. Io penso che con noi, sperando che noi vinciamo, perché il se è condizionale, no? È d'obbligo il se, credo che riusciremo a portare una sanità buona in Calabria, non dico eccellente perché tutto non si può fare dall'oggi al domani, ma con una buona e sana politica, perché la politica ci vuole anche nella sanità, riusciremo a risolvere questo annoso problema. Lei è ottimista. Raffaele Grasso, prima i medici sono stati chiamati in causa, si ritrova, si rispecchia in quello che dice Tamburi? Beh, i medici e i paramedici sono le vittime di questo sistema, non c'è dubbio, perché si trovano schiacciati, questo glielo dico per esperienza, 40 anni di esperienza, sono schiacciati tra l'utente che pretende e deve avere la prestazione e di qualità e l'amministrazione che non ti dà il necessario per poter realizzare la prestazione. Quindi sicuramente vittime, sia i medici che i paramedici. Ma io vorrei continuare, per la mia forma mentis, a fare la diagnosi, perché se dobbiamo fare la cura di una malattia dobbiamo fare una buona diagnosi, se no sicuramente non stabiliremo una buona terapia. Allora ritorniamo un po' indietro, senza dare le colpe, le abbiamo date prima. Il commissariamento. Il commissariamento ha certamente come dire, indebolito il sistema sanitario calabrese, lo diciamo tutti, non è servito, nemmeno a migliorare il conto economico, almeno quello doveva servire, perché tra l'altro prendiamo delle brave persone, perché poi sono anche delle brave persone, ma in altri ambiti competenti, ma non in sanità. Un ingegnere, con tutto il rispetto che io ho dell'ingegnere, o un generale, ma cosa può sapere di sanità? Certamente non ce la può fare. E ritorno, la sanità va affidata, secondo me, all'esperto di sanità. E allora, nei dettagli, noi dobbiamo riorganizzare la sanità in Calabria, la dobbiamo riorganizzare cominciando a pensare, prima ancora che in Calabria, a Roma, perché dove ci fregano è già a Roma, nella distribuzione diciamo così, delle quote alle regioni. Le regioni del sud sono quelle che hanno sempre di meno, per tanti motivi e parametri che adesso, come dire, scenderei nei dettagli, però è certo che in Calabria, la Calabria ha meno soldi che la Liguria, che il Veneto, che l'Emilia Romagna, e quindi è uno. Due, poi dobbiamo stabilire che cosa vogliamo fare in questa regione e cominciamo, come diceva anche il collega, il candidato, cominciamo dal territorio. Sappiate che il 53% delle risorse economiche devono, per legge nazionale, devono essere utilizzate per il territorio, per far funzionare il territorio. Quindi allora noi dobbiamo intanto cominciare a far funzionare bene il territorio e quindi fare prevenzione, dopodiché facciamo funzionare come dire, chiediamo e otteniamo la collaborazione dei medici di base. Attenzione, ci sono delle esperienze bellissime, io ne conosco almeno 3 nel centro della regione Calabria. Molti medici si uniscono, formano una sorta di cooperativa e creano un ospedale sostanzialmente. Che cosa fanno? 4-5 ospedali, il caso che conosco io sono 10, si sono messi insieme. Loro assicurano in questa struttura H24 il medico e il paziente, H24 anche la notte col pronto soccorso. Tutto questo naturalmente è a favore dell'utenza, perché gli utenti, invece di andare ad affollare il reparto e ancor prima il pronto soccorso per cose importanti, vengono, diciamo così, vagliate e già dal medico di base. Quindi lei dice nuova organizzazione e anche sperimentazioni diverse per dare risposte agli utenti, però dobbiamo dire che negli anni, insomma, si sono alternate diverse amministrazioni
Ad esempio, le liste d'attesa da noi sono un problema. Le liste d'attesa, anche per le urgenze, bisogna aspettare mesi a volte, no? E non si è mai riusciti a snellire queste liste d'attesa a favore poi dei privati, no? Quindi che cosa si fa? Cioè, questa è una realtà che non cambia? No, una realtà che cambia se realmente mettiamo in campo le competenze. Su questo anch'io sono d'accordo e forse anche questo avvicina molto la coalizione di Pippo Calipo con quella di Tansi e anche con quella del Movimento 5 Stelle, e forse su questo veramente richiedere a loro, e l'ha fatto già il Presidente Calipo, di in qualche modo portare un po' di consenso anche dalla nostra parte per cercare di fare squadra comune. Anche Pippo Calipo su questo è d'accordo, dice mettiamo le competenze giuste nei posti giusti, perché è normale che il medico, anche il manager medico, sia quello più competente e più adatto ad andare a risolvere quei problemi. Sulle liste di attesa dobbiamo fare un piano straordinario rispetto anche alla sanità e dobbiamo chiedere un aiuto forte al governo su questo, perché è impensabile vedere anche dei reparti già pronti, bisognerebbe soltanto attaccare diciamo, la luce per poi metterli in funzione, invece vederli con i macchinari spenti e fermi, dando invece forza alla parte privata. Ecco, questa è una scelta di campo che sicuramente noi come Io Resto in Calabria e come coalizione di centrosinistra con Pippo Calipo Presidente vogliamo mettere in campo. Se andiamo ad attivare queste strutture, gli diamo forza sia tecnologica ma anche umana, perché la vera sfida è questa anche in Calabria sulla sanità, è riaprire la possibilità di rimpolpare le strutture, perché su questo è vero che i medici, gli infermieri, i paramedici stanno facendo veramente turni massacranti nelle proprie strutture per cercare di tenere ancora in fila l'utenza e dare il servizio maggiore. Se riusciamo ad aprire uno spartiacque, su questo ci sono altre regioni che lo stanno facendo, quindi non dobbiamo inventarci nulla. Io ieri ero con un consigliere regionale campano dove in questi ultimi mesi hanno fatto concorsi per 10.000 posti, e allora un piano straordinario anche qui in Calabria sulle assunzioni nel campo sanitario e quindi in generale più nel campo lavorativo può dare quelle risposte e quindi diminuire quelle liste di attesa di cui si diceva poc'anzi. Solo così potremmo ridare vigore, speranza e anche un sogno a quelli che restano, e non è un caso che noi ci chiamiamo Io Resto in Calabria, perché ancora crediamo in questa terra. Certo, insomma, questo è lo stato dell'arte della sanità. Tra l'altro potremmo anche parlare dei macchinari, a volte nuovi, che restano inutilizzati nelle strutture pubbliche, e si tratta di investimenti cospicui da parte proprio dei cittadini, perché si comprano con soldi pubblici e poi purtroppo restano inutilizzati a fronte di una domanda altissima. Però insomma, entrare anche in questo significa poi parlare solo di sanità e abbiamo altri invece ambiti da toccare. Ce n'è uno particolarmente caldeggiato in Calabria, almeno a parole, poi nei fatti è diverso, che è la cultura. La Calabria si dice che è un museo all'aperto, così è nei fatti, però tutto resta in piccole nicchie, tutto resta senza una rete, tutto resta non valorizzato, e vige poi un antico adagio che sostanzialmente con la cultura non si mangia. Giuditta De Santis, è così o si può cambiare? Si può trasformare questa ricchezza anche in lavoro? Sono convinta di questo, perché questo è il mio settore, voglio dire. L'ho sempre fatto, la cultura in Calabria, e questo mi arricchisce grandemente. Il problema della cultura, io credo che non è un fatto che noi non abbiamo le bellezze, la parte storica della Calabria che è grande, ma quello che manca a noi sono le infrastrutture, sono i trasporti. Solo attraverso questo noi riusciremo sicuramente a far fruire più gente in Calabria, far girare tutte le parti storiche. Però molte volte si arriva nei luoghi e il museo è chiuso, la casa non si trova, c'è anche una questione di organizzazione. Certo, è come no? Il cane che si morde la coda, perché se noi sappiamo che noi abbiamo tanta gente che arriva
i musei resteranno aperti, ma se noi teniamo il museo così, con gente che aspetta che forse un giorno arriverà qualcuno, se riuscirà a trovare le strade buone per arrivare, io credo che diventa difficile tutto questo. Allora, se noi partiamo da lì, dalla viabilità, noi riusciremo veramente a far arrivare tantissima gente in Calabria, perché la Calabria è molto amata, è veramente amata la Calabria, e per bellezze naturali, e per bellezze culturali, e per la florida agricoltura che c'è in Calabria, anche quella, vederla così. Io tante volte girando la Calabria vedo dei panorami meravigliosi con delle culture stupende e io dico a me stessa: ma com'è bella la mia Calabria. Io ho lavorato in tutta Italia, ho girato in lungo e in largo, ma la bellezza che racchiude la Calabria è una bellezza che racchiude tutte le bellezze dell'Italia in un pezzo di terra che è la nostra regione. Io mi rammarico che noi non possiamo crescere anche sotto questo aspetto, proprio per questo motivo, perché il turista che viene in Calabria non riesce a muoversi. Se uno viene con il treno e vuole andare sullo Ionio, come ci arriva? Ci sono i mezzi? O vieni con la macchina, o se no è impossibile arrivare nei posti più belli della nostra Calabria, e ce ne sono veramente tantissimi. Io penso che una sensibilità sotto questo aspetto, a parte la sanità, che voglio dire che sono problemi annosi, non è che ce lo raccontiamo da adesso, non abbiamo certo, se avessimo avuto una formula, io credo che a quest'ora avremmo risolto il problema della sanità, ma il problema nostro è essenzialmente questo: la viabilità, le infrastrutture. Senza le infrastrutture noi non riusciremo a crescere, perché crescerebbe con le infrastrutture, crescerebbe il porto di Gioia Tauro, crescerebbe l'agricoltura, la cultura. Ecco, da lì bisogna partire, battere su questo, poi verrà tutto il resto. Verrà il lavoro, verranno le iniziative culturali, verrà tutto questo dietro di noi, perché noi per arrivare a Reggio Calabria, voglio dire, no? Dove ci abbiamo i meravigliosi e splendidi bronzi, cioè non è facile da arrivare. Ma se noi avessimo una viabilità diversa, io credo che ci sarebbero migliaia e migliaia di persone che verrebbero in Calabria, non solo per il mare ma per tutto il resto. Quindi cultura e turismo è il binomio che spesso citiamo come potenzialità di questa regione. È solo quello il problema, i trasporti, o c'è dell'altro nella formazione, oppure siamo in inverno, insomma andiamo in Sila, le piste alcune non sono aperte, cioè soltanto il trasporto è il problema? Allora, diceva prima, con la cultura non si mangia. No, con la cultura si mangia, e poi le spiego perché, però vorrei tornare un attimo indietro, perché è rimasto appeso il discorso della sanità che mi interessa assai. Abbiamo risolto il problema dei cronici, quindi incrementando la medicina del territorio. Adesso passiamo all'acuto. L'acuto lo dobbiamo curare certamente in ospedale. E allora, 44 ospedali in Calabria erano certamente assai. Adesso l'Agenas a Roma, visto che noi per 40 anni non abbiamo risposto alle richieste che ci venivano da Roma di quanti ospedali avete bisogno, ce ne ha messi 3. 3 hub, l'hub di Reggio, l'hub di Catanzaro e l'hub di Cosenza. Io dico che non bastano, ma non lo dico io che non bastano, lo dice la moltitudine di gente che va a curarsi fuori per cose banali. Allora, 44 assai, ma 3 sono pochi. Allora cominciamo a far funzionare e a realizzare e a far funzionare, perché l'Agenas ce l'ha già imposta, la rete ospedaliera. Noi abbiamo, allora, gli SPOC, che sono quelli là meno importanti un po' degli altri. Allora, dottore, la fermo sì. solo un attimo perché abbiamo la pubblicità, poi spieghiamo subito dopo questa rete ospedaliera e ritorniamo alla cultura. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Piazza e Palazzo, avevamo due filoni di ragionamento in sospeso, la cultura e la sanità. Prima della pausa pubblicitaria il dottore Grasso ci stava spiegando la rete riformulata, la rete ospedaliera riformulata. Ecco, dicevo, e completiamo il ragionamento chiaramente. Sì, ecco, dicevo, cultura e sanità possono andare insieme. In che senso? La rete ospedaliera rivista deve essere così fatta, anzi è così prevista. Abbiamo l'Hub di Reggio, l'ospedale della Piana, che è uno SPOC, l'Ocri è un altro SPOC, Vibo, Lamezia, quindi due SPOC, l'Hub di Catanzaro, Crotone, Corigliano e Paola, quindi altrettanti SPOC. E poi abbiamo l'Hub Università e poi diremo qualche cosa sull'università. Allora, fatta questa rete ospedaliera, a questo bisogna aggiungere, per guardare soprattutto le popolazioni di montagna, bisogna aggiungere gli ospedali di montagna, che sono anch'essi previsti. Quindi abbiamo Serra San Bruno, abbiamo Soveria e abbiamo l'altro qui, adesso non mi viene, San Giovanni in Fiore. Allora, in questo modo noi abbiamo coperto tutto il territorio calabrese. Sappiamo che il territorio calabrese è molto vasto e variegato, le montagne e le pianure. Allora, nello SPOC cosa ci mettiamo? Non è possibile che nello SPOC previsto a livello nazionale da noi non ci sono le specialità di base. Questo ve lo dico perché l'ho vissuta, la vivo, io sono otorino. Nel mio ospedale io non posso fare i ricoveri ordinari. Non esiste una specialità chirurgica come l'otorino o la ringoiatria se non opera. Quindi qual è la proposta? Perché il nostro tempo Sì, la proposta qual è? La proposta è che vengono dati i posti letto per le specialità di base. Cioè l'otorino, la ringoiatria, l'oculistica, la TIN e altre ancora, i servizi devono esserci nell'ospedale di base. E siamo d'accordo. Per quanto riguarda la cultura, velocissimamente perché facciamo un altro ritorno perché c'entra la cultura. Ma noi abbiamo 3 meravigliose università in Calabria. Attenzione, è finito il tempo in cui il calabrese partiva con la valigia di cartone, il ragazzino, e andava vicino a Napoli o in altri. Adesso il giovane e i nostri giovani sono stupendi, meravigliosi, capaci, intelligenti, si possono formare nelle nostre università. C'è l'Unical che a Cosenza è straordinaria, è considerata una delle prime università, anche quella di Reggio per quanto riguarda le materie che so architettura, ingegneria, ma in particolare, quello che mi riguarda da vicino, l'Università di Medicina a Catanzaro, che è buona, ottima da un punto di vista didattico, ma anche quella va potenziata. Cioè non è possibile che c'è una università che non abbia, e mi riferisco naturalmente all'assistenza, che non abbia un pronto soccorso. Cioè intanto non contribuisce a produrre prestazioni. Lei dice che va completata anche questa formazione e ci fermiamo qui. Le università, i ragazzi si formano, certo, anche se poi preferiscono andare via. Purtroppo perché le università poi non sono collegate con il mondo del lavoro. Magari ci ritorniamo al prossimo giro. Vincenzo Tamburi. Cultura, turismo. Ma dicevi bene tu, con la cultura non si mangia, ma io aggiungo che la cultura ci nutre. Nel senso che se è vero che forse investire anche in cultura, come si diceva prima, può avere un costo, ma io penso ma quanto costerebbe invece l'ignoranza, cioè non avere questo spazio. E ve lo dico perché la cultura è collegata direttamente al lavoro. Prima parlavamo di lavoro come dare dignità a un uomo. Per dare dignità a un uomo, a una persona, bisogna creare lavoro, ma bisogna anche creare cultura. Noi in Calabria parliamo sempre della lotta all''ndrangheta, ai poteri forti, alle mafie. Allora se lo vogliamo fare realmente dobbiamo creare cultura, perché guardate, quando nella gente fai formazione, crei quella scintilla di luce, allora crei una coscienza, la coscienza poi è consapevolezza e crea anche quella rivoluzione culturale che in qualche modo sta portando avanti il presidente Callipo nella sua esperienza, e in quel modo allora crei anche lavoro. La Calabria è bellissima, ce lo diciamo sempre, 2 mari, in 30 minuti sei in montagna, abbiamo delle esperienze bellissime, e paesaggio e prodotti tipici. Io su questo sono uno fiducioso.
Perché? Non solo perché sono un giovane amministratore, ecco, questo ancora non l'ho detto, ma sono sindaco del mio comune da 11 anni, quindi forse sono anche quasi da rottamare, come direbbe qualcuno, ma nel mio percorso anche di assessore provinciale per 2 anni ho incontrato tante esperienze, sia nel campo culturale che nel campo produttivo. Sono stato, per esempio, ve lo dico perché dobbiamo portare delle esperienze positive anche all'esterno e questa trasmissione deve fare anche questo. Sono stato a Cerchiara dove ho scoperto che producono delle mele eccezionali, quindi nulla da invidiare rispetto alla Val di Non e alle famose Melinda. Sono stato ad Acri dove ho scoperto la riscoperta dei grani duri, quindi dei giovani che si stanno in qualche modo mettendo in gioco, oppure delle app, perché si parlava prima di università. La vera risorsa oggi è andare anche sulle tecnologie, che è cultura. Io sto vedendo un'app, una startup della Foodis si chiama, di giovani ragazzi che stanno lanciando questa iniziativa. Allora dobbiamo dare questi esempi produttivi e non solo rimanere sugli annunci, perché guardate, la politica spesso, il politico fa questo, fa tanti annunci e poi non entra nel concreto. Se riusciamo a fare questo, e l'abbiamo fatto in tanti anni di amministrazione, lo vorremmo fare anche a livello regionale, forse creeremo quelle persone libere che decideranno di investire nei nostri territori in cultura, in turismo e in produzione. Certo, e mi lega questo discorso anche ai nostri territori, quanto la politica racconta e conosce i territori, tra l'altro soprattutto quelle piccole realtà di cui è formata la nostra regione nella gran parte a rischio spopolamento, quindi comincio da lei, De Santis. È vero, abbiamo tanti piccoli, splendidi paesini che ormai sono, come ha detto lei, spopolati. È un vero peccato. Ma perché questo? Perché intanto i giovani vanno via, la gente cerca di trovare occupazione, lavoro altrove. Noi abbiamo una popolazione talmente ridotta ormai e lo vediamo dai consiglieri regionali che diventano 30, prima erano molti di più. Questo vuol dire che tanta gente è andata via. E tanta gente forse vorrebbe ritornare, ma non ha le opportunità per ritornare. Ecco perché bisogna puntare sulla cultura, sul turismo, sull'agricoltura, perché sono miniere a cielo aperto. Se noi sappiamo sfruttarle tutte queste cose, noi riusciremo veramente a far tornare i nostri giovani. Però la Regione in questo deve avere un ruolo positivo, tanti bandi aperti, poi in realtà certo. Quante risposte, quante domande sono state istruite? Perché... Io ti faccio un esempio, io faccio formazione professionale, in questi 5 anni non è uscito un bando di formazione. Noi abbiamo bisogno della formazione perché facendo la formazione noi riusciamo anche a trovare posti di lavoro, a creare opportunità di lavoro. Quello che manca da noi è il creare le opportunità di lavoro. Questo è quello che manca. Allora io per esempio ho voluto mettermi in gioco candidandomi, cercando di dare il mio contributo alla mia terra. Mi sono candidata con il centrodestra, ho scelto una leader come Giorgia Meloni che è veramente piena di passione, di idee, di cultura, perché è una donna di cultura, non è il classico leader, ma è una donna che sa quello che vuole e ha una visione di come deve essere, non solo l'Italia, ma anche la Calabria. E quello che è più straordinario è che finalmente abbiamo anche per la prima volta nella storia una donna candidata alla Regione Calabria, una Calabria dove non è riuscita nella scorsa legislatura, ma neanche nelle altre, a fare quella legge che dà l'opportunità a tante donne di candidarsi. Vedi, noi siamo poche candidate nelle liste. Io sono unica nella mia lista, eppure abbiamo una leader come la Meloni, che voglio dire avrebbe dovuto fruire tante donne. E questa sarebbe un'altra discussione molto più... a candidarsi. Sì, molto più Mi sento lunga. come Wanda Osiris con i suoi boys all'interno della lista. Ma questo ciò non toglie che ci dobbiamo
spendere per questa nostra terra, avere un'idea complessiva, perché vedi, ce ne sono tante cose da fare, ma veramente tante. Io molti anni fa, no, non moltissime, ma ho scritto una trasmissione radiofonica che parlava della Calabria in senso positivo. Io sono sempre positiva, anche se i problemi noi ne abbiamo tanti, li viviamo tutti i giorni, anche le donne hanno problemi. Affrontare e soprattutto avere questo atteggiamento diverso, no? Perché anche sì, questa positivo è una nel vedere, da ma volevo chiudere soltanto dicendo che ho scritto una trasmissione radiofonica che è andata sulla RAI che si intitolava Il Mezzogiorno e contorni e faccio un excursus dal V secolo a.C. fino al 1700, chiudendo con Mattia Preti, dove dimostro che noi calabresi siamo ricchi di cultura, ricchi di tradizione, di personaggi famosi alla quale la Calabria ha dato i natali, ma noi vogliamo essere orgogliosi di ciò che siamo, certo. O ci dobbiamo sentire sull'ultima ruota del carro sempre? Io mi sento orgogliosa di appartenere a questa terra, mi sento orgogliosa di appartenere a questa cultura e questo a noi calabresi non la deve levare nessuno, perché se noi prendiamo coscienza di questo... La passione delle donne dobbiamo far parlare anche gli uomini. Sì, ho finito. Buona questa. Allora, Raffaele Grasso, dicevamo lo spopolamento della Calabria. Nei fatti molte le iniziative per far tornare le persone nei borghi, che poi insomma dovrebbe essere un altro tipo di economia. Tanti bandi anche qui da parte della Regione, in concreto nei borghi nessuno è arrivato finora. Certo, perché c'è oltre alla politica che per questi anni, per questi 40 anni ha determinato quello che ha determinato, la politica attraverso il suo braccio lungo, cioè la burocrazia, gente messa lì dalla politica, ha creato questo ostacolo alla realizzazione dello sviluppo della regione. Allora, parliamo di lavoro. I ragazzi che si sono formati nelle nostre università, dove lo possono trovare il lavoro? Siamo concreti, parliamo di concretezza. Io per la mia mente, per il mio lavoro sono abituato ad essere concreto. Certamente non possiamo aspettarci il quinto centro siderurgico, parliamo di sogni. Allora la ricchezza, il lavoro la troviamo dove? Nell'agricoltura e nel turismo. I ragazzi che si formano, quindi nell'ambito per esempio, penso al turismo, abbiamo 850 chilometri di costa, tra l'altro variegati. Il mare naturalmente è bellissimo perché è oggettivamente bello. Allora, cerchiamo di sviluppare le infrastrutture di cui si diceva prima, quindi gli alberghi e quant'altro. A questo aggiungiamo il termalismo, una voce nuova che non è stata mai utilizzata e sfruttata al massimo nella nostra regione. Noi abbiamo, lo dice il mio presidente, il geologo, tutto possiamo dire, ma dei 4 candidati chi è l'esperto della terra di Calabria non può che essere Carlo Tanzi. Quindi lo dice ci sono le terme. Le terme che so le nomino di Sibari, di Guardia Piemontese, di Caronte, di Calatro, eccetera, che hanno delle acque, stavo per dire miracolose, non sono miracolose, ma da un punto di vista clinico sono efficacissime. Queste acque, e ve lo dice l'Odorino, queste acque consentono al bambino che ha 10 tonsilliti, faringotonsilliti all'anno, consentono al bambino di scendere a 5 e senza medicine, semplicemente andando alle terme. Questo che significa? Questo significa lavoro, quindi significa gente che va alle terme, utilizza le terme e attorno alle terme che cosa ci sono? Ci sono i ristoranti, ci sono gli alberghi, ci sono le piscine. E si fa termalismo, lasciatemi passare, si fa termalismo, se le inventano, ad Apano Terme si inventano il termalismo e non c'hanno le acque termali. Noi che abbiamo le acque termali non facciamo termalismo, è una cosa che fa arrabbiare proprio moltissimo. Quindi dicevo, il turismo,
perché non è vero che la Calabria non è conosciuta, la Calabria è conosciutissima. Intanto noi abbiamo, è un nome che lo possiamo spendere e utilizzare, abbiamo Tropea. Cominciamo a investire su Tropea. Tropea, che è conosciuta in tutto il mondo, allora lanciamo Tropea, presso a Tropea arrivano le altre. La persona che viene dal nord Europa, scende alla Mezzia Terme, quando è sceso alla Mezzia Terme nell'aeroporto internazionale, naturalmente vede la Mezzia Terme e quindi man mano si sviluppa anche la Mezzia Terme, per dire Crotone, per dire le altre zone. Però abbiamo fiducia, come si diceva prima, in noi stessi, il senso di appartenenza, questa calabresità che ci deve venire fuori. Dopodiché le risorse ci sono e come? Ritorno all'agricoltura, per esempio, l'altro braccio che crea ricchezza vera, perché attenzione, il posto di lavoro che il politico ha trovato al ragazzino che si laureava al comune anziché alla provincia, voglio dire, era solamente un trasferimento di ricchezza. Pigliavi i soldi della cassa della provincia e pagavi, che erano sempre quelle della regione, e pagavi il bambino. Se tu coltivi un quintale di cipolla di Tropea e la porti a vendere a Berlino, allora quella è ricchezza vera, sono soldi che arrivano, e sono soldi veri, così come quello lì del centro Europa che viene in Calabria e si compra le case, perché questo sta succedendo, si comprano le case dei paesetti arroccati sulla collina, sulla montagnella, mentre diciamo così, gli abitanti se ne sono scesi tutto a mare e si comprano per 4 soldi le casette e vengono non a farci le vacanze, ma vengono a viverci. Questi sono soldi veri e su questo dobbiamo puntare, non sul quinto centro siderurgico o su altre cose di fantasia. Perfetto. Ma ci deve essere, termino solo questo, ci deve essere la burocrazia che va sostituita totalmente, perché un manipolo di 30-40 persone alla regione, tramandata da padre in figlio da 40 anni, ha bloccato tutto, i bandi non si fanno, certo che non si fanno, perché non sono funzionali al figlio di quello, all'amico dell'amico, certo che non si fanno. Allora mettiamo questi ragazzetti, questi ragazzi che si sono laureati nelle nostre università a gestire nella regione questi bandi, e i bandi escono fuori il giorno appresso. Allora, Vincenzo Tamburi, funziona davvero così da amministratore? Lei insomma con i bandi ha più dimestichezza, sì, quindi dall'interno... No, io devo ringraziare anche il dottore, perché appena in realtà ha parlato di me facendomi uno spot. Io sono il sindaco di San Basile e sono quel sindaco che nel 2009 ha aperto le porte del centro storico, proprio di quelle case, con un progetto, una casa a San Basile, che ha portato il mio comune addirittura sul Financial Times rispetto a questa bellissima iniziativa di riqualificazione del centro storico e di vendita all'esterno delle abitazioni. Quindi a significare che in qualche modo c'è la concretezza, ecco, anche dell'amministratore. In quel caso, giusto per dare qualche dato anche ai telespettatori, abbiamo avuto un flusso turistico altissimo in un paese di 1100 abitanti scarsi, e abbiamo avuto una vendita di oltre 30 abitazioni, che ha significato nuovi residenti nel mio comune, nuove attività imprenditoriali. È nato il primo bed and breakfast nel mio comune, è iniziata un'attività di pet therapy, tante persone si sono trasferite. Per la prima volta nel 2011, parlando proprio di spopolamento, San Basile ha avuto un più nella sua casella, proprio perché abbiamo attirato queste persone, ed è un po' quello che io porto anche come pagella, come candidatura al consigliere regionale, nel senso non più gli spot, ma concretezza e cose fatte realmente in questi anni. Non è un caso che l'ho scritto anche nel mio facsimile. Coloro che lo riceveranno potranno leggere quello che è già stato fatto e quello che vogliamo fare. Su questo campo quindi lo spopolamento veramente mi tocca in qualche modo nel cuore. Guardate, i giovani che vanno via e anche quelli che restano hanno sempre la paura di capire se restare, quindi quasi una restanza è coraggiosa, o errare, l'erranza è anche coraggiosa. Riportarli qui insieme a tante attività è la vera sfida. Dicevi bene sui bandi. Una prima cosa che anche porterò in Consiglio regionale è creare dei bandi più facili.
Allora, il vero problema sono due sull'utilizzo delle risorse finanziarie europee a livello regionale. La prima è che i bandi sono troppo complicati, quindi chi si cimenta nel costruirli, nel fare idea, trova difficoltà. E la seconda, che non è mai uscita da questa discussione e penso di metterla al piatto anche per offrirla agli altri candidati se dovessero essere loro a rappresentare il Consiglio regionale, è quella dell'accesso al credito. L'accesso al credito nelle banche è difficilissimo per i giovani ed è ancora più difficile per poi chi non ha una forza. Ormai le banche danno soldi solo a chi ha già soldi e allora questo sistema non può funzionare. Allora se creiamo bandi facili e un accesso al credito reale avremmo fatto qualcosa di positivo per far rimanere imprese e nuove attività sul territorio. Chiudo dicendo questo anche su questo argomento. Bisogna portare avanti cose positive. Io guardate, nel mio comune, San Basile, sono sindaco da 11 anni come vi dicevo prima, ho fatto queste iniziative sul ripopolamento, ma ho fatto anche politiche sul lavoro e l'ho scritto anche sul mio programma. A San Basile la disoccupazione è allo 0%. Quindi io questo vorrei anche riportare in Calabria, fare un'emulazione. Grazie a progetti nel comparto agricolo e forestale, nel campo sociale siamo riusciti a trattenere solo a San Basile circa 60 unità e in un paese di 1000 abitanti 60 unità significa avere un occupato in ogni famiglia. Solo così, con cose concrete, riportandole in Calabria, si può fare qualcosa, al di là delle parole che spesso noi politici raccontiamo. Certo, si è parlato quindi di come creare lavoro, però non attraverso i bandi della regione, mi pare di aver capito che insomma, è più difficile farlo attraverso i bandi della regione, quindi da questo punto di vista insomma, chi andrà ad amministrare deve prendere atto di cambiare qualcosa. Altro importante tema che non riguarda solo la nostra regione ma riguarda l'intero pianeta è l'ambiente. Soprattutto noi stiamo vivendo l'emergenza rifiuti in questo periodo. Allora, come si tutela l'ambiente? Ci vogliono delle leggi, la regione deve prendere posizione precisa rispetto a dei comportamenti, anche delle scelte che riguardino discariche, strutture, quindi nuovi impianti oppure no? Giuditta De Santis, come si cambia anche qui? Ma si cambia sempre comunque con una cultura, cioè se tu non parti da una cultura non cambi le cose, perché se uno pensa che fare la differenziata è una perdita di tempo, allora vedi, non hai creato cultura nella testa delle persone. Già incominciando dalle scuole, io vedo tanti bambini che le insegnanti, ai quali le insegnanti danno delle indicazioni e lo vedo che i bambini, anche la mia nipotina mi dice questo si fa, questo non si fa, questo va fatto così e questo va fatto colà. Allora se tu parti da questo, quindi non è che c'è come sempre una ricetta per fare le cose, la ricetta principale è quella della cultura. Se parti da quello, tutto quanto viene di conseguenza. È normale che poi tu comunque incominci a pensare in un determinato modo e quindi anche il tuo comportamento è diverso rispetto a quello che era stato fatto. Le discariche che noi abbiamo, ce ne sono tante, ce n'è una a Celico, all'interno della Sila, che veramente è una cosa obbrobriosa, no? Pensare che ai piedi della Sila, in un territorio stupendo, ci sia una grande discarica. Io rabbrividisco, ma non è solo quelle, ce ne sono tante. Allora forse è meglio fare un centrale termovalorizzatore piuttosto che buttare in una discarica. Sì, dici le polveri sottili, ma adesso ce ne sono di nuova generazione, si potrebbe fare in Calabria. Allora, la fermo perché il tempo è davvero stringe, abbiamo capito la sua idea, invece lei rispetto all'ambiente in pochissime battute come si risolve, o meglio come si cambia, no? Perché ci deve essere un'inversione di tendenza dalle abitudini quotidiane poi alle scelte importanti che dovrebbe fare una regione. L'ambiente è una cosa molto seria che ci deve far riflettere, lo vediamo indirettamente in questi repentini cambi climatici e i disastri che crea in una regione
che spesso è in dissesto idrogeologico. Ma andando un po' più, perché se no dovremmo parlare di accordi di Parigi non, come dire, non rispettati, eccetera, ma va al di fuori della nostra regione. Tutto quello che diciamo, produciamo, diceva bene la collega, va differenziato. Non c'è dubbio su questa, è la linea principale. Aggiungo io che quando differenziamo, che so, io ho il frigorifero, tanto per essere concreti e reali, ho il frigorifero che non mi piace più il colore, lo porto alla isola ecologica, ma c'è il vicino di casa che gli serve un frigorifero. Quindi io non ho creato immondizia, quindi ho trasferito il frigorifero. La bottiglia di vetro, la bottiglia di plastica, quindi può essere riutilizzato. Rimane l'umido che anche questo qui si può utilizzare in agricoltura facendo compostaggio e facendo, diciamo così, concime. E per quello che rimane, perché ci sono delle cose che, come dire, non puoi riciclare né trasformare, allora quelle cose lì vanno portate nel termovalorizzatore. Perfetto, quindi abbiamo la sua posizione, la fermo qui perché davvero il nostro tempo finisce, lei riesce ad essere rapidissimo? Cerco di essere rapidissimo. Greta Thunberg ci ha insegnato, un adolescente, che veramente l'ambiente può essere e deve essere una nostra bussola rispetto al nostro futuro, al futuro del pianeta. Vedere i mari dove nei pesci ormai troviamo la plastica che poi in qualche modo andiamo a ritrovare nelle nostre tavole è qualcosa che ci deve interrogare. Io sono sempre per la politica delle scelte. C'era l'asino di Buridano, che era quell'asino che, non sapendo se mangiare la paglia alla propria destra o alla propria sinistra, rimase al centro e morì di fame. Ecco, in questo senso nell'ambiente la politica deve fare le sue scelte, anche coraggiose, sulle infrastrutture, ma cambiare le abitudini, e questa è la vera sfida. Pensare oggi di poter comprare un piccolo tappo e avere poi un involucro 10 volte più grande, che quindi crea poi l'immondizia e quindi il rifiuto, è qualcosa che deve andare a cambiare proprio quindi a livello di prospettiva, sì quindi, sui giovani, sì sulle scuole che possono veramente insegnarci a fare la differenziata, un po' come ad apparecchiare a tavola, non è tanto difficile, basta sapere le regole. Ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, Giuditta De Santis, lista, lo ricordo, Fratelli d'Italia, Iole Santelli presidente, Raffaele Grasso, lista Tesoro di Calabria, Carlo Tanzi presidente, Vincenzo Tamburi, la lista Io Resto in Calabria, Pippo Callipo presidente. Grazie ai nostri operatori di studio, Massimiliano Fino e Mario Scarpelli, Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.